Abbiamo vinto il concorso ma non ci assumono a Mestre, la protesta dei docenti precari del Veneto davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale. Grave incidente questa mattina in via del Bosco a Marghera. Una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada e ricoverata in gravi condizioni. Gli hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito e lo sfogo sui social del papà di Alex Marangoni, il 25enne, morto all'abbazia di Vidor. Contagio da virus dengue, l'ULSS 4 ha disposto a Sandona di Piave il piano di disinfestazione straordinaria da domani a lunedì 2 settembre. Quanto alla rovescia per l'avvio dell'anno scolastico nel veneziano, dati alla mano, ci saranno più iscritti a nidi e scuole d'infanzia, oltre all'aumento di insegnanti ed educatori. Inaugurato stamattina a Fusina il nuovo terminal crociere, ospiterà navi fino a 210 e 250 metri di lunghezza, la prima sarà il 5 settembre. Venezia 81, oggi al Lido, è il giorno di Nicole Kidman, accetta una rosa e fugge, domani il primo film italiano in concorso. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Venezia di Antenna 3. Apriamo questo notiziario con la protesta dei docenti precari di fronte all'ufficio scolastico regionale di Mestre. L'Italia dei concorsi, l'Italia dei ricorsi, l'Italia dove il merito è presa a schiaffi. Abbiamo vinto il concorso ma non ci assumono. Questo è il mantra con cui i docenti precari del Veneto hanno protestato sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale a Mestre. Ho iniziato questo lungo percorso del concorso ordinario 2020 e nel 2024 sono ancora in attesa di stabilizzazione. Si parla molto di merito nella scuola, nell'ambito scolastico. Noi il merito ce l'abbiamo. Nonostante abbiano superato i concorsi, sono precari da anni a causa della scelta del Ministero di accantonare i posti in virtù di nuovi concorsi, quelli cioè del PNRR che si terranno quest'autunno. Ritengo che sia abbastanza indicativo della situazione vedere studenti delle medie di prima, seconda e terza media che si lamentano con i docenti stessi per una mancanza di continuità delle lezioni. Che cosa vuol dire essere non stabilizzati? Vuol dire essere costantemente nella precarietà, non poter accedere a dei prestiti economici, ad offrire un'opportunità, un orizzonte non solo a te ma a tutta la tua famiglia. Tutti chiedono di essere stabilizzati, come il caso di Erika, insegnante, pianista, cantante e cantautrice. Già docente al liceo musicale coreutico di Udine, ora è disoccupata. Siamo bloccati su due fronti, il fronte dell'immissione in ruolo e il fronte anche delle supplenze. Bisogna anche dire che i docenti che sono già in ruolo, individuati dal concorso 2020 e che abbiano rinunciato, dovrebbero quindi lasciare spazio ai colleghi precari. E lei, è il caso di dire, a cantargliele al Ministero. Il merito in Italia, scambiato per il pane, la lotta per la fame, un rancio da straccione. La soluzione per i docenti precari che hanno superato il concorso 2020, il Ministero dovrebbe ampliare la forbice al 100%, così dai sindacati della scuola con Gilda, che denuncia anche l'inattività da 3 anni del provveditorato della scuola di Venezia. La soluzione sicuramente è la possibilità di aumentare questa quota, oltre che il 30% invece sul 100% dei posti, e poterli così immettere finalmente in ruolo. Qui in Veneto la situazione riguardo a quanti docenti? Abbiamo fatto una stima di oltre 1000 candidati, quindi da 1000 a 1300 candidati. Ovviamente questo non tiene conto di molti candidati che purtroppo anche per l'esiguità dei posti in Veneto si sono dovuti anche spostare in altre regioni, affrontare nuove procedure concorsuali per poter entrare in ruolo. L'ufficio scolastico regionale stanno facendo quello che possono perché si trovano in difficoltà dal punto di vista anche degli organici. Quello che a noi non va bene è che ci siano disparità di trattamento tra gli uffici territoriali che si chiamano WAT, gli ex provveditorati, in cui un provveditorato fa una cosa, un altro provveditorato fa un'altra. L'esempio che noi consideriamo scandaloso è il provveditorato di Venezia, WAT di Venezia, che di fatto è chiuso da 3 anni. Da quando c'è stata la pandemia non ci sono state più capacità di relazioni sindacali, di apertura degli uffici per gli utenti, e tuttora per contattarli basta andare sui siti e vedere non siamo disponibili, spedisci una mail, fai la mail, non ti rispondono.
Grave incidente questa mattina in via del Bosco a Marghera. Una donna di origine straniera è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, oltre agli agenti della polizia locale. I medici hanno stabilizzato la donna prima di portarla d'urgenza all'ospedale di Mestre, dove è ricoverata in prognosi riservata. Gli hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito. E lo sfogo sui social del padre di Alex Marangon, il 25enne morto all'abbazia di Vidor. Luca Marangon si sfoga anche sul muro di silenzio che circonda le ultime ore del figlio. Omertà e bugie, dice, a più non posso. Alex Marangon non ha solo perso la vita, gli hanno anche rubato i soldi e usato le carte di credito. Lo ha scritto su Facebook il padre Luca, sempre più deluso da indagini che dopo 2 mesi non sono ancora arrivati ad una svolta, e sempre più deluso dal muro di silenzio che continua a circondare le ultime ore di suo figlio durante quel rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Luca Marangon si sfoga sui social, sempre più schifato dalla giustizia italiana, scrive nel suo ultimo post, ma soprattutto, sempre dal suo profilo, lancia una denuncia su quelli che sarebbero i presunti amici conosciuti da Alex. Gli hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito. Marangon disegna anche un quadro inquietante sul contesto nel quale si sono svolti i fatti. Omertà e menzogne a più non posso. Abbiamo parlato con uno che frequentava questi ritiri e ci ha confermato che sono vere e proprie sette, che nessuno darà versioni diverse. D'altra parte 4 ore sono bastate per far sparire ogni possibile prova e mettersi d'accordo sulla versione da dare, e che avranno 0 sensi di colpa. Eccoli pseudo amici. Secondo il padre, Alex era troppo buono, purtroppo. Dopo 2 ritiri all'abbazia di Vidor ci diceva: mi vogliono bene tutti, mi fanno sentire come in una famiglia, ricorda. E nonostante noi cercassimo di fargli capire che più che di una famiglia si trattava di una setta e che i veri amici erano altri e non questi personaggi conosciuti sotto effetti psichedelici, per lui non era così. Ma Alex non poteva essere come loro, conclude il padre. Forse proprio questa è la risposta a ciò che è successo. Contagio da virus dengue. A San Donà di Piave scatta il piano di disinfestazione straordinaria da domani fino a lunedì 2 settembre. Sta meglio la 21enne ricoverata a Mestre per virus da dengue dallo scorso 28 agosto. La 21enne, residente in Lombardia, era rientrata da un soggiorno nei Caraibi, arrivando direttamente in Veneto per far visita ai parenti che risiedono a San Donà di Piave. Ed è stato proprio durante i giorni di permanenza in questa città che ha manifestato i primi sintomi del contagio, febbre e stanchezza. È stata quindi visitata al pronto soccorso di San Donà e successivamente trasferita nel reparto malattie infettive all'ospedale dell'Angela Mestre, dove le è stato diagnosticato il contagio da virus dengue. A seguito dell'accertamento è stato attivato il protocollo che prevede la disinfestazione delle zanzare in un'area circostante al luogo in cui è soggiornato la persona infetta. Disinfestazione disposta con ordinanza comunale che verrà effettuata a San Donà tra sabato 31 agosto e lunedì 2 settembre dalle ore 5 alle 7:30 del mattino, con trattamento adulticida, oltre al trattamento dei tombini delle zone private e lungo l'area tra le vie del Silos, canale navigabile, Europa e Parco Benjamin. Durante le ore della disinfestazione la ULSS raccomanda di chiudere le finestre e non uscire, specialmente con i cagnolini. Il rischio di ammalarsi da dengue è presente in molte destinazioni turistiche. I paesi più colpiti sono quelli del sud-est asiatico, del Pacifico occidentale, delle Americhe, dell'Africa e del Mediterraneo orientale. L'appello dell'azienda ospedaliera: chi è rientrato da un viaggio, in particolare dalle citate mete turistiche, è invitato ad avvisare subito il proprio medico se presenti eventuali sintomi come febbre, eritemi cutanei, dolori articolari o altra sintomatologia. Conto alla rovescia per l'avvio dell'anno scolastico. Nel veneziano, dati alla mano, ci saranno più iscritti a nidi e scuole d'infanzia, oltre all'aumento di insegnanti ed educatori. Meno di 2 settimane all'avvio dell'anno scolastico, il Comune di Venezia, con i suoi 43 nidi e scuole d'infanzia, anticipa la partenza al 9 settembre. Anche alcune scuole statali, come gli istituti comprensivi Spallanzani, Colombo e Grimani, cominceranno il 10 per recuperare la giornata nel ponte della festività della Madonna della Salute.
Positivo il dato degli iscritti, che rispetto all'anno scorso cresce di oltre un centinaio, dice l'assessore Besio, raggiungendo quasi 2.400 bimbi tra nidi e infanzia. Ci sarà anche più personale. Ho da poco salutato e augurato un buon lavoro alle 17 nuove educatrici e insegnanti che prenderanno servizio fra poco. E abbiamo rafforzato anche il gruppo di coordinamento pedagogico, passando da 6 unità a 8 coordinatori, e inoltre stiamo scorrendo anche la graduatoria per assumere supplenti in modo da far fronte appieno alla richiesta e alla domanda. Novità anche sul fronte di trasporto scolastico e mense. Sulla mensa mi preme sottolineare che non c'è stato nessun aumento. È uno sforzo che ci impegniamo infatti a far non ricadere sulle famiglie, non banale, non scontato, considerato che anche la stessa amministrazione comunale chiaramente sconta delle spese in più per quanto riguarda materie prime, materiali, trasporti e servizi. Molte le iniziative a supporto delle famiglie, come Libro contro Libro per l'acquisto dei testi, e grande novità anche con le nuove classi prime. Un augurio di buon lavoro e buon rientro a tutto il personale scolastico, dalle maestre alle insegnanti, educatrici piuttosto che ausiliarie, che si impegnano già in questi giorni a preparare programmi, organizzazioni, spazi e ambienti per far sì che i piccoli ospiti, ma anche i più grandicelli, siano avvolti al rientro da una calda accoglienza. Inaugurata a Venezia l'installazione Zapatos Rojos, scarpette rosse di Elina Chavez, voluta dal Comune di Venezia per il 30° anniversario del centro antiviolenza, è esposta in Campo Santo Stefano. L'opera dell'artista e attivista messicana è stata concepita nel 2009 dopo la perdita della sorella, poi replicata in tutto il mondo, anche a Venezia, alla Mostra del Cinema del 2022, e capace di diventare simbolo della lotta internazionale contro i femminicidi. È concepita per essere non solo attraversata, ma anche circondata dagli sguardi da tutti i lati, e sta già catturando, come accade con forza dal 2009, l'attenzione dei passanti. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo terminal crociere a Fusina. Il primo arrivo è previsto per il 5 settembre. Inaugurato il nuovo terminal crociere a Fusina. La struttura, realizzata grazie a un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri, permetterà alle compagnie di navigazione di contare su 2 banchine servite da terminal per navi, rispettivamente fino a 210-250 metri di lunghezza durante tutta la stagione. È un impegno che VTP si era preso per contribuire, a portare le navi di lusso a Venezia, come abbiamo parlato molto, mettendole nelle condizioni di avere un servizio veramente all'altezza. Da domani saremo in grado di fare un port direttamente qui a Fusina, il che significa che le navi di extra lusso che arrivano a Venezia, che attualmente, come sapete, devono fare tutte le attività di imbarco e sbarco in marittima, potranno fare tutto direttamente qui. Questo comporterà da un lato una riduzione dei costi per le compagnie di crociera, ma soprattutto un grande miglioramento del servizio. Con questo intervento si stima che il traffico crocieristico potrà crescere del 9% in termini di passeggeri movimentati, raggiungendo i 540.000 a fronte dei 497.000 del 2023. Per quanto riguarda gli approdi, le compagnie quest'anno garantiranno circa 240 toccate, il 95% delle quali in modalità on-port. Qui trovano ovviamente la casa migliore per Venezia, anche perché dalle cuccette della nave si può vedere Venezia, come avete visto, e da qui oltretutto, oltre a fare tutte le attività di imbarco e sbarco, possono raggiungere Venezia in tempi molto rapidi direttamente con il taxi acque e con tutti gli altri strumenti. Avere la possibilità di fare tutte le operazioni di imbarco e sbarco a Fusina senza dover fare la spola tra Fusina e la marittima, cosa che avveniva fino a ieri, è un cambiamento incredibile. I viaggiatori possono arrivare direttamente qua, fanno le loro operazioni, l'infrastruttura, come la vedete, è un'infrastruttura temporanea ma che ha tutte le caratteristiche. Io veramente ne ho viste tante e questa è molto bella, funzionale e progettata sulle esigenze proprio degli operatori, per cui il cambiamento è di fatto radicale. E ora ci spostiamo a Lido, perché oggi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è il giorno di Nicole Kidman. Domani invece sarà proiettato il primo film italiano in concorso.
Sono le grandi dive ad illuminare la scena all'81esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, secondo un calendario che sembra fatto apposta per far impazzire i fan. Oggi è la giornata di Nicole Kidman, arrivata al Lido, mentre ieri sera splendido tappeto rosso per Angelina Jolie e Cate Blanchett, che si sono concesse in modo generoso ai fan in visibilio lungo le transenne. Ma tra i film alla mostra anche grandi scoperte, come l'inedito ritratto di Leopardi con la regia di Sergio Rubini. Ho scoperto che non era solo il poeta perennemente triste, con la gobba, depresso e malinconico. Ho scoperto un uomo dal pensiero multiforme, un uomo anche ironico, un uomo estremamente vitale, il cui pessimismo nasce appunto da un eccesso di vitalismo. Ho scoperto un pensiero spregiudicato e mi sembrava quindi giusto a un certo punto, come dire, regalare allo spettatore la stessa sorpresa che avevo vissuto io leggendolo più approfonditamente di quanto non avessi fatto sui banchi di scuola. E quindi poi ho scoperto, diciamo, un eterno ragazzo. Merito va a un gruppo di amici davvero sorprendente. E domani è la giornata anche del primo film italiano in concorso, Campo di battaglia di Gianni Amelio. Questo lavoro, che è nato ormai un anno fa, quando l'abbiamo finito? L'abbiamo finito a marzo, non lo so, è partito da un po' di tempo. È stato un regalo che mi ha fatto Sergio. Ho fatto questo provino, poi lui mi ha scelto ed è stato un viaggio stupendo. Io mi sono appassionato insieme a Sergio Rubini quando mi ha proposto di fare Pietro Giordani, che è un personaggio veramente bello, un personaggio libero, e quindi è stato bello lavorare cercando di interpretarlo in tutte le sue sfaccettature. Qual è secondo te l'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi? Oddio, domandona. L'hai appena fatta a scuola, eh? Lei si è appena No, diplomata. non è una giustificazione questa. Posso giustificarmi? No, devo rispondere. L'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi, ma per come posso interpretarlo io, forse proprio la sua analisi della concezione umana. Ma in realtà ciò che mi ha colpito di più di lavorare a questo progetto è stato scoprire la vitalità del poeta e del personaggio che è Leopardi, quindi forse l'attualità è proprio scoprire questa vitalità segreta. Ciao Antenna 3! Ciao Antenna 3! E oggi alla Mostra del Cinema del Lido è stato presentato anche nello spazio della Regione Veneto un documentario che racconta la straordinaria impresa di un vice ispettore della Polizia di Stato. Percorrere 20 km e 700 metri ad un'altezza di 5.602 metri. La sfida è estrema. Il record del vice ispettore della Polizia di Stato Paolo Venturini è diventato un film presentato alla 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il documentario, che ripercorre la preparazione per raggiungere questo record, è stato presentato nello spazio della Regione Veneto in un incontro introdotto dal presidente della Film Commission del Veneto, il giornalista Luigi Bacciarli. Sono un curioso di natura, a me piace ovviamente confrontarmi con gli elementi della natura e con i miei limiti, cercandoli sempre e cercando di arrivare sempre più in alto. E quindi da questa idea, se vogliamo, quasi non del tutto normale, visto che i medici avevano sconsigliato assolutamente di provare a correre a 5.602 metri sopra il livello del mare, è nata poi anche la voglia di raccontare questa avventura, e quindi ecco il film, la DAC High Altitude, che spiega un po' come si è arrivati fino a compiere questo record. All'incontro hanno partecipato le maggiori autorità cittadine, tra le quali il prefetto Darco Pellos e il questore Gaetano Bonaccorso. Il giorno prima della partenza per l'India ho avuto una colica renale della quale non avevo mai sofferto prima, e abbiamo fatto una scelta un po' estrema. Abbiamo deciso di correre con la colica renale in atto per espellere il calcolo, che era di dimensioni abbastanza ragguardevoli, perché è 1 centimetro, che però fortunatamente siamo riusciti a risolvere appunto con questa tecnica che non consigliamo
ovviamente di fare a tutti, perché va fatta sotto stretta osservazione medica. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale di Antenna 3 di Venezia. Ora le previsioni del tempo e poi l'edizione di Treviso. Grazie per averci seguito e buonasera.